Paolo Quattraro, sono l'amministratore delegato di For Green Life SpA. For Green Life SpA è una società veronese che nasce all'inizio degli anni 2000, da parte di alcuni imprenditori veronesi. Ad oggi ci sono 11 soci, proprio imprenditori veronesi. La storia di For Green Life nasce dall'idea di un modello imprenditoriale particolare con lo scopo di voler diffondere dei modelli innovativi per cercare di rispondere alle esigenze del mercato e dei clienti, con una particolarità molto importante che è quella di mettere al centro di tutte le organizzazioni, di tutti i modelli di business, le persone intese sia come dipendenti, sia come clienti, ma soprattutto con tutti quei soggetti che possono partecipare alla creazione del valore delle realtà. Oggi For Green Life è composta fondamentalmente da 14 società, quindi ha 14 società che dirige e che sviluppano modelli di business particolari, ma che si fanno sempre riferimento all'idea imprenditoriale iniziale, cioè quella di creare valore per il territorio, per le persone e per i soggetti che partecipano. Il 2020 e il 2021 sicuramente sono stati degli anni particolari e anche per le società del gruppo For Green Life sono stati anni in cui abbiamo dovuto ripensare e fare mente locale su quello che eravamo veramente. La For Green Life ha in questi anni comunque portato avanti quelli che erano che sono i propri valori, quello dell'etica, quello della partecipazione e quello dell'innovazione. Il 2020 e 2021 noi l'abbiamo voluto però sfruttare, anche nei momenti di difficoltà l'abbiamo voluto sfruttare per cercare di essere pronti per ripartire e rilanciarci nell'anno in cui ci sarebbe stato e come ci sarà la ripresa. Quindi negli anni in cui magari un po' di difficoltà ci hanno colpito abbiamo continuato a investire in risorse, in persone, in strumenti e in infrastruttura. Sì, per il futuro sicuramente oggi ci aspettano dei momenti secondo me molto interessanti. Oggi stiamo vivendo un momento in cui c'è molto entusiasmo, molta voglia di rinascita, molta voglia di rilancio e quindi ci saranno sicuramente grandi opportunità. E non solo perché evidentemente ci saranno il PNRR di cui si parla tanto e quindi magari mezzi finanziari, ma proprio perché c'è una gran voglia e un gran entusiasmo diffuso. Per For Green Life questo è un momento che coincide esattamente con quello che è il proprio indirizzo, la propria idea di fare impresa, cioè quella di poter coordinare questo entusiasmo, di poter coordinare questi strumenti finanziari che arriveranno proprio per dare sviluppo alle società e alle imprese del territorio.